Un truffatore ricercato in tutto il centro-nord Italia che costruiva le sue banconote, metà alterate e metà genuine, tagliate longitudinalmente. Era un modo per truffare le sale giochi e i bingo del centro-nord Italia. Le truffe ammontano a svariate decine di migliaia di euro. Ci risultano già denunce che abbiamo raccolto a Milano, Pavia, Mantova, Firenze, Roma, Modena e qui a Pordenone e a Conegliano. Aveva colpito prima sabato nel pomeriggio a Pordenone e poi successivamente a Conegliano. Decisiva è stata la segnalazione da parte dei gestori dei locali che ci hanno immediatamente chiamato e avvisato della truffa che avevano subito. Era in auto un rilevatore di microspie disponibile in commercio. Un elenco di auto e soprattutto anche di obiettivi e di slot machine da attenzionare, perché solo una particolare tipologia di slot machine ti consente questa tipologia di truffa, e soprattutto aveva dei vestiti e effetti personali perché lui viveva in macchina e si spostava molto in tutto il territorio nazionale.